Riuscite a parlare attraverso la radio? Ci potete dire dove siamo, per favore? Riuscite a parlare attraverso la radio? Chi è? Chi è? Sì, veramente. Ciao, io mi chiamo Sabina. Dite i vostri nomi. Ciao, io sono Dario. Ciao, io sono Giacomo. Ciao, io sono Viviana. Hai detto che è una donna. Hai una bellissima voce. In brevi. Ci puoi dire il tuo nome, per favore? Noi ci siamo presentati. Trentasei, come hai detto? Puoi ripetere quello che hai detto, per piacere? Poi era sei stata tu o stato tu a far suonare lo strumento prima? Sì, Madonna. Grazie. Sabina. Hai detto Sabina? Io non ho capito il nome. No, non ho capito, ho sentito una voce. Maschile. La voce? Maschile. Hai detto Sabina? Sara si trova in questa stanza? Cosa ho detto? Sembrava che c'è una bambina. Sì. Sembrava... Tipo Mi sembra che siete detto sì. Sì. Mi confermi, Sara si trova in questa stanza? Cos'è che ho detto? Vuoi toccare che strumento eventualmente per confermare se sei qui? Sì. Cosa c'è? Io sento, ma non so, se le musichette dei bambini. Ma Ma dove la senti? Senti? Dove ti trovi, Sara? Sara, per caso vuoi una pallina per giocare? Ce la mettiamo qua se vuoi. No, così. Adesso vado a prenderla. Entra, ha detto. Eh? Ha detto entra. Grazie. Mi sembra di aver capito chi è. È Dario che è entrato in cucina. Prende la pallina per Sara, va bene? Vieni, ha detto. Arrivo. Grazie. Madonna che brividi. Guarda che brividi. Ho messo la pallina. Sei la mamma di Sara, tu? Ho messo la pallina. C'è la pallina là se vuoi giocare. Te l'ho portata come me l'hai chiesto. Vuoi calciarla? No. Eh?
Un maschio ha detto no. Perché no? Qui non c'è l'acqua. Può pure giocarci con la pallina se vuole. Vabbè. Ma riuscite a vedere voi la pallina? E quella cosa gialla, rotonda, noi la vediamo gialla, poi non so voi. Riuscite a giocarci? C'è ancora questa stanza, Sara? Vuoi che te la metto sopra il mobile qui e tu la spingi giù? No. Guarda. Ecco. L'ho messa sopra lì. Vuoi spingerla per favore? Falla cadere, dai, che giochiamo assieme. Hai voglia? Cosa che ha detto? Dai, lanciala! Lanciala per terra! Che poi la rimetto su. Giochiamo con la palla, qui non c'è l'acqua, amore. Non preoccuparti. Puoi farlo. L'ho portata per te. Se no, dai, possiamo giocare e tirarcela noi. Vedere se magari gioca con noi. Vuoi che facciamo un gioco? Ci tiriamo la pallina. Guarda. Guarda, giochiamo, io la tiro a Dario. Tu puoi prenderla mentre ce la tiriamo. Hai visto? E io la tiro a lei. Vuoi tirarla? Manda a Sabina oppure a me, dove vuoi? Sì, sì. Fallo! Dai, Dai! amore, tira, sai cosa faccio? La tiro a metà. Così. E tu la tiri che vuoi adesso, perché è quasi al centro. Dai! Dai che ce la fai! Potete anche aiutarla se volete, tiratela tutti insieme. Vuoi che te la tiri Giacomo? Lo conosci? Poi che provo io, la tiro a Sabina. Vuoi prenderla e la puoi buttare da me adesso? Vuoi che te la metto sopra questo mobile, sull'angolino e la fai cadere? Ci hai detto di sì che hai voglia di giocare con la pallina. Ti sei già stancata? Guarda, te la metto qui sopra. Dai, sì, va bene. Vedo sì. Eccola qua. Però fallo, dai. Falla cadere. Lanciala. Hai detto girati. Vuoi che ci giriamo e non guardiamo? Facciamo così. Noi usciamo un attimo. E tu la fai cadere. Va bene? Ok? Ho detto ok o sbaglio? Hai detto aiuto. Sì. Però è un uomo, io ho sentito un uomo che ha detto aiuto. Perché aiuto? Stai male? No. Allora facciamo quello che abbiamo detto. Lasciamo qui e lanci la pallina per terra. Va bene? Ok. Spegniamo tutto.